Buongiorno a tutti ragazzi, anche domani sarà una giornata davvero pessima. Questa è la previsione per stanotte, diciamo alle 3 del mattino, quindi di domenica mattina, ragazzi. Vedete che temporale proprio ci sta in azione, già come questo sabato ci stava, ma in effetti domenica 24 novembre partirà davvero con la quinta. Come potete vedere, ancora sulla Liguria maltempo ancora intenso, quindi non credo che smetterà. Su Roma, Napoli, Toscana, ma sulla Sicilia pure, un casino davvero su tutto il lato tirrenico. Si salva un po' il lato adriatico, ma giusto un pochino, eh. Poi, diciamo, quindi questa domenica partirà con il botto proprio, quindi vedete alle 3 di domani mattina come sarà messa la proiezione, diciamo, del tempo. Poi ho fatto quest'altra proiezione per domenica mattina, questa alle 8. Diciamo che si sta un po' già alleggerendo un po' la situazione. Ancora su Genova ci sta l'allerta rossa e stavolta invece sul centro Reggio Emilia è cambiata, ciao Avvocatella, su Friuli Venezia Giulia nulla ragazzi, quindi stai tranquilla, tu stai a posto, quindi ti sei salvata su questo giro. In effetti da Roma fino a Palermo ragazzi continuerà il maltempo come potete vedere, ecco qui vi faccio vedere meglio così. Quindi questo è per quanto riguarda domani mattina. Poi ho fatto l'ultima proiezione e questa è quella delle ore 15. Come potete vedere, a nord fortunatamente a Genova ha smesso di piovere, tutto il centro-nord sta bello normale, però guardate come stiamo messi male noi da Napoli a scendere giù, proprio stiamo proprio inguaiati, come dico io. Diciamo la Sardegna si salva, la Sicilia lo stesso, giusto un po' su Catania e un pochino su Palermo, però solo il lato costiero, poi internamente vedete è bello pulito, però poi da Napoli da Salerno, anzi semmai, lì è Salerno, quindi diciamo da Salerno a scendere giù sarà maltempo proprio esagerato, quindi sulla Calabria ragazzi, proprio sui settori della Puglia, domani diciamo dalle ore 15 in poi sarà così. Poi nella nottata ragazzi il tempo migliorerà su tutta l'Italia, quindi diciamo che questa perturbazione scivolerà via giù andando via, diciamo dal sud-ovest. Sì, sì, vedi che tempo domani qua, mamma mia, dalle 15 alle 15 dopo mangiato, dopo che ci siamo scassati, quindi uno si può mettere a letto tranquillamente. Ciao Anthony, quindi diciamo ragazzi, sì, sì, non mi credi, eh. Ti pensi che io scherzo quando dico che fa caldo? Sì, fa caldo. Vedi? Te lo faccio vedere, tu non mi credi a me. Guarda, te lo faccio vedere in diretta. Qui non fa freddo, avvocato, io sto ancora... ma guarda, io sto ancora a mezze mani che sto... Non è che dico bugie. Cioè, al finale, guarda adesso come sta fuori qui, vedi? C'è il sole, si può dire, va. Quindi diciamo che le temperature qui sono ancora normali. Quindi stiamo ancora a mezzo manico, avvocato è qua. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, buon appetito, penso che già vi siete scassati. No, qua stiamo ancora bene noi, no. Oggi portava 17 gradi qua, quindi stiamo ancora, diciamo, normale. No, a noi 8 gradi. Vabbè, ma sai che cos'è? Che noi siamo anche abituati. Vado a vedere proprio il meteo Salerno. Stiamo a 20 gradi, ma adesso ho visto in tempo reale, quindi 20 gradi. Quindi 20 gradi si sta bene al finale. Quindi ragazzi, domani massima attenzione come ho detto su quelle zone.
20 gradi, mo ho controllato. Io difatti ho detto fa caldo. Cioè il ventilatore ce l'ho a uno però, non è che ce l'ho a 3. Ce l'ho a uno, giusto giusto, quello poco di... però nulla di più. Ci stanno 12 gradi di differenza, è molto. Cioè io sto a mezze maniche ancora col pantalone lungo e invece voi già state col giubbino. No, oggi ho fatto una cosa leggera, avvocate, in effetti. Abbiamo mangiato cotolette di vitello con insalata verde e insalata di pomodoro. No, no, mai. È una cosa rara. Diciamo che sto continuando ancora la dieta, quindi però domani mi scasso, domani non ne voglio sapere. Domani pure il dolce, quindi domani... Vabbè, avvocati, ho fatto la settimana di... Domani invece mi rompo. Quindi ho fatto la settimana tipo Ramadan, che ho mangiato bello pulito, bello... però domani poi... Ma qua mignoni, ma c'è una cosa che... No, no, sto pensando quasi un tiramisù, guarda. Un tiramisù, anzi tirami giù, che ci deve scendere, capì? Quindi poi vediamo. Mignon no. Oppure qualcosa con la crema, tipo una crostata di fragole, queste cose qua. O tiramisù, oppure una bella crostata, sa, con la frutta tutta bella, con la crema pasticcera sopra. Quella sì, una bella crostata. O quello, poi vedo, mo. Quando vado al... in millefoglie, tiene in capo di millefoglie. Mamma, sei un caso disperato, avvocato, tu in millefoglie. Tu fai mettere 1000 foglie uno sopra l'altro e fa 4000 foglie, fai 4 fogli. Così dice non sono 1000 foglie, sono 4000 foglie. Oppure mi mangerei pure una bella sacher, pure, quella pure mi piace, la torta. Bella densa densa. Vabbè, fammi sta zitta, se no mi viene una fame nata voglia, fammi sta zitta. Dove io già ho mangiato leggero, poi incomincio a parlare di mangiare, non vado bene poi. Poi mi viene fame. Già mi alzo da tavolo che ho fame, quindi già non dovrei parlare. Bravo. Domani però non ne voglio sapere, domani mi rompo proprio. Già sto pensando al parmigiano di melenzane, voglio prendere 2 ravioli, mo vedo ricotta e carne. No, no, sto qua da casa. Voglio fare un bel ragù come si fa da noi, quindi braciola, codica, carne di vitello, carne di maiale, salsiccia, una cosa leggera, capì? Quelle cose che quando ti sei mangiato, sì, ti sale il diabete e ti vai a dormire. Poi ti fai la parmigiana, la carne nel pomodoro, i ravioli belli ripieni. Poi fai il dolce e poi buonanotte. Arrivederci e grazie. Ti metti sotto al piumone, arrivederci e grazie. E mi sveglio verso le 6:30, 7. E per cena giustamente sarà rimasta, no, la roba, quindi non è che faccio giusto giusto. Quindi ritorno a riscassarmi lo stesso, quindi ritorno a fare il solito, quello che ho mangiato il pomeriggio lo mangio. Sì, sì, è domenica, avvocato. E scusa, sta la carne nel pomodoro, la parmigiana, che ti pensi che io mi mangio una parmigiana intera domani? Io faccio una vaschetta piccola, sì, d'accordo, ma non è che me la mangia tutta. Oppure che ne so, faccio 2 salsicce, 2 pezzi di carne, 2 pezzi di maiale. Poi la mia ragazza non è che mangia tanto, quindi mangia poco lei rispetto a me, mangia un decimo. Quindi al finale il sacrificio lo devo fare io poi. Quindi mi devo sacrificare e finire giustamente il pranzo del pomeriggio, del pranzo. E quindi la cena mi tocca ripulire quello che è rimasto del pranzo, quindi mi devo sacrificare. E ognuno poi si sacrifica come può.
Vabbè, ti saluto avvocato, ci sentiamo dopo per un altro video. Quindi ragazzi, domani, anzi stanotte già alle 3, maltempo su tutta l'Italia, poi su metà Italia e poi a finale ragazzi solo a sud. Quindi domani sera barche e remi da Napoli no, da Salerno in giù. Quindi diciamo che sarà così. Perché già Napoli non lo vedo bello e starà pulito, quindi da Salerno in giù. Quindi pronto con la barca, partenza via. Ciao ragazzi, ciao Anthony.